le sale centrali del Centro Culturale San Gaetano di Padova si accendono di colore, fondali pop per un percorso interamente dedicato all'icona pop dell'arte contemporanea Andy Warhol. 190 opere tra disegni, sculture e serigrafie animano la mostra dell'artista statunitense. Ironico, provocatore, disincantato, eccentrico nel trasformare la banalità del quotidiano in prodotto d'immagine che conquista il pubblico. Eppure, lui è stato il più grande critico della società consumistica. Il prodotto Warhol attira. Qual è l'elemento che sottende a questa mostra? Allora, lo scopo di questa mostra è attirare l'attenzione del pubblico, soprattutto in questo momento così buio o quantomeno di rinascita. Lo scopo di questa mostra è proprio quello di attirare l'attenzione di un pubblico che non sia soltanto di appassionati di arte, collezionisti, ma soprattutto dei giovani, e quindi avvicinarli all'arte e alla conoscenza di questo luogo meraviglioso. Quindi un'icona pop era l'ideale per realizzare questo obiettivo? Sì, come dico sempre, l'arte è tendenza. In questo momento la pop art, come si è visto anche dalle sfilate di moda, ha fatto da sottofondo a tante realtà, e quindi la pop art è proprio il momento, in questo momento, perfetto. È la vivacità, il colore che attira in questo momento, perché poi insomma la produzione Warhol ha anche un significato politico abbastanza forte, provocatorio, forse quello si avverte meno, attira più l'immagine colorata, piena di vita. Warhol è immagine, per cui l'idea del colore senz'altro è quella che attira di più l'attenzione di tutti. Si chiama arte popolare proprio per questo. Il maestro della pop art americana, Andy Warhol, è l'artista più conosciuto al mondo per questo motivo. Dopodiché ci sono delle risorse all'interno di queste opere di più ricercatezza, chiaramente, per i collezionisti e gli addetti ai lavori. Tante opere, come è stata strutturata la mostra? Da chi avete avuto i prestiti, collezioni private? Allora, queste opere sono nella maggior parte della Fondazione Mazzoleni, dopodiché ci sono molti collezionisti che collaborano con noi e quindi ci hanno fatto il prestito delle opere. Chiaramente è stata realizzata vedendo le sale, queste sale maestose ci hanno permesso di sviluppare un percorso di un certo tipo, per cui abbiamo dato proprio dei temi ad ogni sala. Se dovesse fare una sintesi di questi temi? La sintesi di questi temi credo che racchiudano proprio la vita di Andy Warhol, il suo percorso artistico in tutte le sue sfaccettature, perché ci sono i cimeli più riconosciuti come le Marilyn, le Campbells, dopodiché ci sono le opere più ricercate come le Ladies and Gentlemen, come il Mao, e riguardando anche la politica di questi tempi, arrivando proprio alla fine delle sale, l'ottava sala, che è un po' la storia dello Studio 54, che è il luogo mondano della New York City degli anni 70. È un'arte che attira i giovani di oggi? Che incuriosisce? Assolutamente sì, la bellezza di questa mostra è proprio questo, l'attirare l'attenzione dei giovani, visto che c'è un po' di povertà tante volte nei giovani di questi tempi, il catturare la loro attenzione non è facile, attraverso delle mostre che non siano le solite mostre magari un po' noiose, puramente scolastiche, ma coinvolgendo loro anche attivamente. Io la definisco anche molto dinamica questa mostra, per cui il fatto di incuriosirli con queste opere, il dare la possibilità loro di farsi dei selfie, che è un po' il loro mondo, questo è sicuramente molto importante. L'icona pop per eccellenza, però in un contesto pop. Lei diceva abbiamo stravolto la struttura del San Gaetano, gli abbiamo dato una veste che non è solo colorata. Sì. È una mostra che è stata pensata per questo luogo, costruita su questo luogo, ed era giusto che il San Gaetano si aprisse alla pop art, ai linguaggi del contemporaneo. È una mostra importante, sono 192 pezzi. Diciamo che vorrei ricordare che sono passati esattamente 60 anni da quel momento fondamentale nella storia dell'arte contemporanea, è la grande mostra sulla Campbell alla Fairus Gallery di Los Angeles, quando sostanzialmente lui presenta le sue opere che la critica distrugge definendole piatte e provocatrici. Sui provocatrici avevano ragione, che fossero piatte è questione di punti di vista. Quello che è certo, che come lui era solito dire, dice non è importante vivere per sempre, è importante che quello che fai lo faccia. Ecco, direi che a 60 anni da quella grande mostra, poi lui muore nell'87,
per un intervento alla cistifeglia. Ecco, diciamo che il suo mito è sopravanzato rispetto agli altri miti. Il mito di Warhol ha segnato il Novecento, segnerà in buona parte anche il terzo millennio, ed è sopravvissuto agli miti che lui ha raccontato. Non dimentichiamoci mai 2 o 3 variabili: umili origini, Pittsburgh, grande fabbrica, Fordismo. Lui studia un percorso che lo porta a essere un grafico pubblicitario di fatto. Lui vive nel mondo della pubblicità. In quegli anni Packard scrive un libro bellissimo, I persuasori occulti, con la pubblicità che pervade ogni spazio della società civile. È quello che Andy Warhol sta raccontando, la completa massificazione e la morte delle emozioni legate alla produzione materiale. Lui è il più grande critico della società dei consumi di massa. È per quello che è così attrattivo in questo momento, c'è quasi una riscoperta, al di là delle forme, dei colori, che sono molto vicine a tutti, ecco, sono immagini del quotidiano. Sì, sono immagini del quotidiano, ma ci sono forse 2 chiavi di lettura. La prima è l'ossessività della riproduzione reiterata di un'immagine, che ritengo serva anche a esorcizzare la paura ancestrale della morte, che ha segnato la sua vita in profondità. E poi l'idea che queste società, la società contemporanea è sempre alla ricerca di senso, di significati, di emozioni. Lui disvela questo processo di assimilazione della comunicazione di massa alla pubblicità. Conseguentemente la sua critica diventa una specie di ancora a cui noi ci attacchiamo per bloccarci un attimo e riflettere sulla necessità che vi sia qualcosa che produca senso. Penso che sia questa la forza della sua opera. Capitale dell'arte in questo autunno Padova, oltre a Warhol, domani i futuristi, l'occhio, insomma, c'è veramente molto. Sì, non è la prima volta, era già successo nel 2013 quando avevamo 3 grandi mostre, una della fondazione, i Venetkans del comune, una bellissima mostra a Palazzo Zabarella. Siamo riusciti, grazie a un gioco di squadra, a reiterare questa strategia in un momento in cui Padova, dopo il riconoscimento di patrimonio UNESCO dell'umanità, si è sempre più connotata, anche grazie all'imponente investimento in pubblicità che abbiamo realizzato in questi ultimi mesi, come una delle mete di destinazione turistica come grande città d'arte tra le più interessanti del nord Italia. Una mostra che di per sé insomma, è un successo a chi non viene attirato dall'opera di Warhol. Come è stata organizzata, come è stata anche contestualizzata in un San Gaetano che è diventato pop, sale colorate, vivaci? Sì, allora tutto nasce da un confronto tra Artica e la Fondazione Mazzoleni, e così dalle sinergie di idee, anche attraverso il confronto con la curatrice Simona Occioni, nasce questa idea, fare una mostra sull'icona pop Warhol più che sulle icone da lui rappresentate, quindi un racconto serrato sui limiti, un po' l'ironia, la provocatorietà e anche la criticità dello stile di Warhol, che non sempre viene compreso dai critici, dagli storici suoi contemporanei. Nel San Gaetano è stata una bella sfida, perché ovviamente essendo uno spazio comunale ha molte limitazioni e quindi ad esempio anche convincere a colorare tutto è stata una battaglia politica, però insomma tutti sono stati soddisfatti. Sicuramente tingere di pop una struttura museale con questo spessore, anche grazie alle ultime mostre, ci rende orgogliosi noi e anche l'amministrazione. È un modo, avvicinandosi a Warhol, di essere tutti più vicini all'arte, un po' tutti ci identifichiamo, no? Anche nel modo di un po' fare della satira, dell'ironia sui personaggi politici. Sì, certo. Anche perché Warhol ha 2 facce, cioè da un lato è un cantore disinteressato, lui rappresenta Reagan, la regina Elisabetta, come se amasse tutti questi soggetti, ma dall'altro è estremamente ironico, quindi ad esempio quando fa il ritratto di Nixon lo rappresenta verde con un taglio dell'immagine che lo rende quasi come se avesse delle zanne, quindi sembra un tiranno che azzanna Mao. E infatti poi le sue icone politiche molto spesso gli valgono anche delle critiche da parte dell'FBI, della CIA, che lo indaga. Alle mie spalle c'è Mao, insomma rappresentare Mao
con il ritratto di Piazza Tiananmen negli anni 70 negli Stati Uniti, insomma era un bel colpo per la guerra fredda. Il visitatore, in maniera adesso generalista e anche, forse anche un po' semplicistica, è attratto dai colori, dalle forme, anche dall'ironia di queste raffigurazioni, o coglie anche il messaggio politico, sociale, provocatorio, insomma molto forte che c'era nell'opera di Warhol? Beh, la prima cosa sicuramente è la superficialità, ma anche perché è Warhol stesso a volersi presentare superficiale, cioè dice io amo Hollywood, io voglio essere famoso e guadagnare soldi, quindi lui si presenta così, superficiale. Però denuncia anche lo stesso mondo che apprezza. Però esatto, sì, trasversalmente noi ci leggiamo una critica, ma lui non la dice mai, quindi ci lascia sempre in sospeso. Era veramente così superficiale e vuoto o in realtà l'esatto opposto? Impegnato. Esatto. Di fatto è un dadaista quasi, forse più che un artista pop, cioè come Duchamp è sempre lascio l'arte. Infatti oggi parliamo molto di Cattelan, ma Andy Warhol per primo lui diceva ogni anno lascio l'arte, voglio fare qualcosa di diverso, e poi ogni anno presentava un capolavoro graffiante, sì. La mostra si articola in sezioni che sono un cartello delle declinazioni interpretative dell'artista della società degli anni 70, culmine la vita newyorkese nell'iconico, appunto, Studio 54.